Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Alla fine il presidente della regione ha dovuto cedere alle pressioni dello Stato Maggiore di Fratelli d'Italia, che da giorni premeva per sostituire la rosa di nomi dei suoi assessori. Le frizioni erano nate in quanto Schifani aveva annunciato la volontà di creare un governo regionale composto da soli eletti, mentre Fratelli d'Italia voleva accontentare qualche big rimasto fuori da Sala d'Ercole. Questi gli assessori scelti da Renato Schifani, Alessandro Aricò alle infrastrutture, Francesco Scarpinato al turismo, Elena Pagana ai beni culturali ed Elvira Amata al territorio. Per la Lega Luca Sammartino all'agricoltura e Mimmo Turano all'istruzione, Roberto Di Mauro all'energia e ai rifiuti. Forza Italia confermerà Marco Falcone, che avrà l'economia, e Di Tamaio alle attività produttive e Giovanna Volo alla sanità. E infine Nuccia Albano alla famiglia e Andrea Messina agli enti locali. 4 provvedimenti di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Roma per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Nel mirino un'associazione sovversiva di stampo neonazista, negazionista e suprematista denominata Ordine di Agal, con sede a Marigliano in provincia di Napoli. Contestualmente sono state eseguite 26 perquisizioni domiciliari ed informatiche in varie province d'Italia, coinvolte anche Palermo e Ragusa. I finanzieri del comando provinciale di Messina in 2 distinte operazioni hanno sequestrato circa 4,7 kg di cocaina e 5,5 kg di hashish in transito sullo stretto di Messina, arrestando 2 soggetti detentori. Lo stupefacente, dalle analisi chimiche esperite, è risultato puro al 99%, potendo fruttare sulle piazze di spaccio siciliane circa 1 milione di euro. E sono 5 invece gli operai feriti nell'esplosione avvenuta ieri all'interno della fabbrica di biscotti Frolsi in via Calcante nella borgata di Tommaso Natale a Palermo. 3 di loro gravemente ustionati sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale civico nel reparto di chirurgia plastica e 1 in codice giallo a Villa Sofia. Altri 2 hanno ferite più lievi. I 3 feriti gravi hanno 22, 42 e 27 anni. L'esplosione, che sarebbe stata causata da una fuga di gas, ha provocato gravi danni alla fabbrica. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di collaudo dei forni. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti nel TG Flash delle ore 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.